Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ormai siamo alla fine della regular season e vediamo un po' se riusciamo a vincere la division. Non siamo lontanissimi in realtà, però è comunque dura. Ok, andiamo, siamo contro il Sacramento, simula. Ok, e vediamo cosa combiniamo. Siamo in casa con una squadra che dovremo battere in teoria. Siamo punto a punto, però attenzione, siamo punto a punto. 107, 108, la vinciamo. Perfetto. Adesso andiamo a Seattle. Ok. Abbiamo fatto comunque una gran stagione e adesso andiamo ai playoff con la consapevolezza che possiamo dire la nostra. 92. Vinciamo anche questa, ragazzi, molto bene. Siamo contro Golden State. Per il momento non serve la nostra entrata in campo. Attenzione, abbiamo un vantaggio di 8. Bene, bene. Perfetto. Di nuovo contro Seattle. Siamo a Phoenix. Dai, continuiamo così e portiamo a casa. Attenzione, Phoenix, qua si è preso un bel vantaggio. Tanta è questa, la vedo duretta. 110. 99, no, beh, questa è persa purtroppo. Purtroppo è andata. Vai. San Antonio. Piccolo calo finale che ci può stare. Questa la stravinciamo. Perfetto. E abbiamo l'ultima partita. Vediamo come siamo messi col calendario. Cioè con la classifica. Anche siamo terzi nella conference. E nella division basta, ormai è andata. Ha vinto Portland. Che proprio Portland è la prima squadra, che è Chicago supera Charlotte, ma Portland, ragazzi, è la squadra col miglior record, incredibile, bravi, bravi, bravi. Vai. Ancora, mamma mia. Dopo con i playoff vediamo di sistemare un po' tutto. Bene, finisce una grande regular season comunque, l'abbiamo fatta bene. Forse la finiamo con una sconfitta. A questo punto adesso concentriamoci sui playoff. Intanto Michael Jordan ha vinto l'MVP, vabbè, 31 di media, 6 rimbalzi, 7 assist, scarso insomma, molto scarso. Larry Johnson vince la matricola dell'anno con 18 punti di media, 11 rimbalzi e 4 assist. Mamma mia, 52 dal campo. Sesto uomo, Deathless Craft, che poi è innominabile a mio parere, mai riuscito a nominare, madonna. Sesto uomo con 22 di media, 8 rimbalzi, 6 assist. Difensore dell'anno David Robinson, abbiamo visto il perché. Giocatore più migliorato Doug West. Allenatore dell'anno Rick Edelman. Rick Edelman. Ok, dei Portland, ovviamente. Amministratore dell'anno Gabriel Thomas di Chicago. E niente, complimenti a loro. Michael Jordan ovviamente ha vinto il premio, era ovvio. Primo quintetto NBA e non ci siamo nel secondo, però neanche nel secondo, che bello. Nel terzo, difensivo, non ci siamo in un cazzo di niente. Madonna, che stronzi però. Beh. E iniziano i playoff NBA, ragazzi. Portland, Golden State, Seattle, Los Angeles, Phoenix, Houston, Utah, San Antonio, Chicago, New Jersey, Cleveland, Boston, Miami, Washington, Charlotte, New York. Va bene. Vabbè, questo sinceramente non mi interessa.
Simula fino a dopo partita. No! Ma sono un pirla, scusate ragazzi, non sapevo cosa avevo vinto gara 1 ma ho sbagliato, chiedo Venia, visita il tabellino, Chambers 19-5-2, Hornacek 18-4-8, Mile di 15, va bene, è andata anche bene in realtà. Scusate ragazzi, vabbè, Chicago vince, adesso possiamo fare gara 2, grazie. Sì. Giochiamo con West, infatti ho voluto... No, scusa un attimo, però... Ecco, simula con Simcast e poi entriamo noi chiaramente. Siamo sempre in casa. Beh, se la vinciamo, questa è la politica, se siamo in vantaggio possiamo anche, perfetto. Quindi un bel 2-0. Molto bene. Simula con Simcast. Sì, 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 simulate pure tranquillamente. Vai. Attenzione a Houston, sarà dura. Fate una partita più combattuta. Ok, entriamo noi ragazzi. Vai. Ok. Potremmo vincere perché mi sembra che si arriva al meglio delle 5 partite, quindi col 3-0 sarebbe vittoria nostra, Ah sì, su qua ci mette 30 anni, che bello. Abbiamo un vantaggio comunque di 4, quindi siamo là. Dopo è chiaro che dal prossimo turno cominciamo a fare un po' del primo quarto noi, dopo facciamo con la simulazione e poi facciamo il quarto quarto. Vai. Siamo a Houston, siamo 2-0. La serie la stiamo vincendo 2-0. Molto bene, perfetto. Ho deciso nell'ultima parte della stagione di mettere West perché comunque dei parametri migliori. Adesso ci giochiamo tutto, sinceramente. È importante avere gli uomini migliori. Zio Kens, 2 ore di... E questa roba che non sopporto. Sono 2 ore così. Non capisco sto bug che ogni tanto quando fai la simulazione c'è la lentezza disarmante nei timeout. Spero venga risolta sta cosa perché mi girano abbastanza i maroni. Detto questo, muoviti, grazie. Ok, abbiamo... Vai, vai, andiamo. Voglio i migliori. Dai che abbiamo buone chance di andare al prossimo turno. Hola, Juwon. Ecco, ragazzi, no, ma no, ogni volta... questa è una roba fastidiosa, però, cioè, devo essere io a decidere. Forse la cambio sta cosa, che i timeout li decido io, perché non è possibile. Non mi serve il timeout adesso. Non mi serve il timeout, grazie. Almeno fai veloce, la ringrazio, dottore, la ringrazio. Niente. Dobbiamo soffrire, dobbiamo soffrire. Buono. Dai ragazzi, relax e portiamoci a casa questo primo turno dei playoff. Ok. Attenzione a Hornacek, solo rete. Silenzio, Jeff Hornacek. Tripla pesantissima questa. Stoppone mostruoso. E grandissimo anche il rimbalzo, godo. Jeff Hornacek. Cedric Ceballos.
West, brutto errore, l'Ajowan troppo forte per noi. Dobbiamo gestirlo meglio sto possesso. Mamma mia, l'Ajowan. No, scusate. Johnson. Ancora dall'angolo, ragazzi, signori. Jeff Hornacek, The Masterpiece. Olajuwon in faccia a West. 6 punti di vantaggio, ragazzi, 6 punti, gestiamoli. Prendiamoci tutto il tempo. Fa fallo, ovviamente. Ok. Raddoppio subito di Houston, ovviamente. Attenzione, solo Johnson, questo però è uno dei mattoni più brutti della storia dell'NBA. Devo giocarmelo molto meglio. Ma Houston sbaglia e godo. Fallo su Hornacek che va dalla linea della carità. Vai. Mamma mia come trema. Ma Hornacek non trema. Hornacek ha la mano caldissima, Jeff. 2 su 2 dalla linea della carità per Jeff Hornacek. Tiro proprio forzatissimo. Ancora Hornacek, solo rete, mamma mia, è un mostro Hornacek, 27 punti, 3 assist per Super Jeff. Attenzione, fallo così a caso, ma andiamo ragazzi al secondo turno. Sbaglia il primo libero. Sbaglia il secondo. Cioè segna il secondo, scusate. E insacca anche il terzo. E vinciamo ragazzi, si vola il secondo turno. Si gode. Felicissimo Meyerly. Grande, grande Phoenix. Grandissima Phoenix. Boom. Jeff. Bene. Buono, buono, buono. Phoenix è già al secondo turno, ragazzi. Godo. Godo, 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 godo. Allora. Aspetta un attimo, qua devo capire come cazzo. Siamo una a una. Paura di sbagliare. Simula turno. Ah, ok. Ok, così ora vediamo. Passa Portland 3-2. Los Angeles 3-1, Phoenix 3-0, Utah 3-0, siamo contro Utah adesso, Chicago 3-0, Cleveland 3-2 e Washington 3-1 e Charlotte 3-2. C'è Portland, LA, Utah, Phoenix, Chicago, Cleveland, Charlotte, Washington. Ok. Voglio capire se posso. Allora, vediamo una cosa. Allora, West 76, Longley, però vorrei dargli un po' più minuti perché mi sembrano veramente pochi quelli che ha. Ok, ma almeno 22, dai. 23, 24, dai. E li diamo, ok. Perfetto. No, ma perché? Ma sei uno stronzo. No, ok, vabbè, dai. Dovrei aver fatto. Andiamo. Siamo contro Utah di Stockton e Malone. Siamo alla Jet Arena. Sì, che poi siamo al Delta Center in realtà. Non so se è già il Delta Center. C'è tensione però.
Semifinali di conference. Contro Utah non sarà facile, abbiamo visto che è dura. Hornacek, Johnson, Mireless, Chambers, West, Stockton, Malone, Edwards, Malone e Brown. Si va ragazzi. Ci giochiamo tanto adesso, eh. Gara 1 delle semifinali di Western Conference. Utah Jazz, Phoenix Suns. Si parte. Ci spariamo un bel po'. Subito il postino. E il postino sbaglia ragazzi. Hornacek per Johnson. Kevin Johnson. E West c'è. Longley mi scuserà, ma adesso devono giocare i migliori ragazzi. Vai. Al Denta Center. Meyerly. Hornacek subito. Solo rete per Jeff Hornacek. Mamma mia ragazzi, come gioca Phoenix. Molto bene. Hornacek. Vai Chambers. Brown, dai, due liberi. Subito due liberi. Boom. Il primo va. E anche il secondo. 7-0 Phoenix ragazzi qui al Delta Center. Silenzio. Per il momento stiamo andando alla grande. Oh, zio Ken. No, sti falli. Stockton fa quello che vuole. Carmelo l'ha messa. Il postino l'ha messa. Vai Johnson. Bravissimo Meyerly. No, che mattone di Meyerly, madonna. Malone, mamma mia. Si è svegliato Carla, signori, si è svegliato Carla. Meyerly. Bravissimo. Mamma mia, sti falli in allungo non li sopporto. Qua Stockton l'ha rischiata. Stockton fa quello che vuole. Ancora errore. Stockton è partito malissimo oggi, eh. Hornacek dalla media, yes. No, ma è partito male Jeff, eh. È partito malissimo Hornacek. Qua Stockton fa un grande assist per Malone. Kevin Johnson. Il nostro play. Bellissimo, boom. Molto bene. Ancora rimbalzo di Carl. Mamma mia, Stockton, Malone ancora. Boom. È bello questo bellissimo canestro di Utah.
Hornacek, mamma mia, solo rete. Arriviamo al sesto, poi simuliamo. Facciamo un po' ragazzi. Però stiamo giocando veramente un basket sensazionale, eh? Bello qua. Complimenti a te, sarà una partita tiratissima qua al Delta Center, eh? Dai West, bravissimo. Molto bene. Oh, Stockton fa una bellissima entrata qua purtroppo. Infila i primi 2 punti della sua partita. No, ferma ragazzi, ma sto veramente tirando da fenomeno. Meyerly, altra tripla. Stockton, ma come si muove John? Attenzione. Eccoli qua. Qua infermabili. Johnson. Cosa ha fatto Johnson? E cosa... Madonna ragazzi. Kevin Johnson, silenzio. Bravo Chambers anche. Allora, prima cosa che voglio fare... Longley, vai. Per il resto ci siamo. Andiamo spazio a Longley. Stockton, bellissimo, è uscito molto bene dal timeout. Kevin Johnson. Questa l'ho sbagliata male. Stockton sta cominciando a avere la mano calda, eh? 2-3 Phoenix, 1-8 Utah. Fallo. Ah, ok, grande Longley, grande Luke. E mette anche il libero. Ok. Simcast, vai. Vediamo come va. Per il momento c'è un dominio, mamma mia. Mamma mia. Massacrati, ragazzi. Massacrati. 29-4. Buono, buono. Massacrati, ragazzi. Gara 1 è nostra. Gara 1 è nostra. Ok. Ok, andiamo. Vediamo come si posso vedere. Ora siamo 1-0 Los Angeles, 1-0 Chicago, 1-0 Charlotte. Molto bene. Gara 2 sempre aiuta, però abbiamo il fattore campus dalla nostra. Gara 2. Vai. E la prendiamo anche. Gara 1, non c'è stata storia ragazzi. Meyerly, boom, e si parte. Subito Stockton. Vediamo sta serie. Molto bene Kevin. Come avete visto comunque partire bene, fare bene giocando, poi con la simulazione diciamo che tra virgolette una tendenza c'è. Bello questo Eaton, ciao. Sembra più incazzata aiuta in questa gara 2. No vabbè, ma no, West sei una merda, non ci credo. Trovo meglio con Longley, la prossima rimetto Luke comunque.
Malone e la sbaglia e godo. Chambers, Kevin Johnson. No, ho sbagliato, devo fare un'altra cosa. Meno male che Chambers la recupera. Mattone. Non siamo partiti bene in questa gara 2. Però sbaglia anche aiuta. Ma zio, calma Kume, calma. La Stockton comunque ha un movimento incredibile, fallo. Manco male che non ha fatto i 2 punti, va. John Stockton dalla linea della carità. 2 su 2 ovviamente. Ok, vai Kevin. Bravo, ottimo. Ottimo West. Grandissimo. E Hornacek l'appoggia. Guarda Jeff. Grande Jeff. Cominciare la dinastia. Non c'è che culo. Questo è proprio culo però ragazzi, Culo atroce. Kevin Johnson. Boom. Solo rete. Mattoni, ma c'è Carl. Mamma mia, che forte che è Malone, mamma mia. Che giocatore. No, ma no con West, ma Dio Cristo. Hanno convinto di aver data a Meyerly. Proprio la stessa persona poi. E ancora però rimbalzo Phoenix. Grande Hornacek. Le triple di Hornacek sono una garanzia come quelle di Meyerly. Attenzione, c'è il postino che le dà Heaton. Mismatch troppo grande, ma lo sbaglia. Dopo lo riprende. Tirata questa, Qua dorme, aiuta e godo. Ok. Bravo Chambers, in faccia a Malone. Molto, molto bene. Attenzione Edwards. Stockton. Cosa fa Stockton? Mamma mia, meno male. Cosa fa Meyerly? No, vabbè. Cioè, azione sublime, mamma mia, è Meyerly. E vai Lunetta per il tiro libero supplementare e lo mette. So cazzi per Utah, Se continuiamo così. Da solo bello questo anche. Bello Carla.
E ancora Johnson, boom. Ok, possiamo andare alla simulazione. Ok, il vantaggio lo stiamo mantenendo, ma siamo là, 84-81. Attenzione, attenzione. Andiamo piano però. 101, 103, 104. Adesso il vantaggio è di nuovo buono. 102. Mamma mia, giochiamo. 3 di vantaggio per Phoenix. No, ti prego. Porca troia. Calma. Ti prego, Luke. Luke Longley. E silenzio. Oh, Carvalho 14 punti comunque, è calato, ma lo... Ecco, appena detto, zio, ok. Un punto di vantaggio per Phoenix. Dobbiamo giocare semplice. Calma. No, Longley la sputa il ferro. Ai ai ai, che cagata. Che cagata che abbiamo fatto qua. Il cagatone, signori. Adesso è dura. Stockton. No. Ne prende Eaton. E l'ha messa anche. Ragazzi, Utah 120, Phoenix 119. La stiamo buttando via. Dovevo entrare prima. Perché adesso abbiamo capito che non posso permettermi di fare simulazione ogni volta. Longley? Ti amo, Luke. Ti prego. Grazie, Luke. E Longley mi ha dato la vittoria. Mamma mia. Super Luke, signori. Vediamo il tabellino. Stockton bravo. Hornacek bene. Anche Longley i suoi 9-5, 20-16. Kevin perfetto. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Vediamo quanto siamo. 33 minuti. Raga, direi di chiudere qua intanto, siamo a 2-0 nelle semifinali di Western, stiamo andando alla grande, ma calma, calma, calma. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao!